Oroscopo dal 20 al 26 novembre. Ariete. Mai come in questo periodo i nuovi contatti, o le vecchie conoscenze, rappresentano una pedina importante nella tessitura dei tuoi affari. È ciò che si definisce fare networking, ossia creare una rete di rapporti utili a raggiungere e realizzare i propri obiettivi sul lavoro. Ecco, caro Ariete, in questo periodo stai unendo i puntini di aspirazioni e iniziative che hai maturato nei mesi scorsi, ma soprattutto stai tirando le somme di colleghi, collaboratori e professionisti in grado di dare uno slancio in più alla tua posizione di lavoro. Questo vale tanto per i liberi professionisti, che già di loro sono in costante movimento per mantenere viva l'attività, quanto per i lavoratori dipendenti che talvolta devono fare giri contorti per far arrivare una propria richiesta ai vertici. Tra mercoledì 23 e giovedì 24. Con l'ingresso del Sole ma soprattutto di Marte a favore hai l'occasione di portare avanti i tuoi affari con successo, di far passare una tua richiesta o di poter contattare una persona, di un'altra città, che può offrirti un'occasione o un aiuto sul lavoro. Occhio ancora alle finanze, a prevedere certe spese, ma in base alle proprie risorse ora si può investire nella propria attività. Toro. Siete i soliti testardi e spesso ne fate le spese. Adesso forti di quello che avete raggiunto non potete rischiare di lasciarvi prendere dall'impeto irrefrenabile e distruggere tutto. Lo sferzante ed eccitabile Urano nel vostro segno continua la sua marcia ed ha anche un ruolo importante. Il suo bisogno di rinnovamento non è facile e spesso vi mette a dura prova. Fino a questo momento siete stati vigorosi nel prendere al volo le opportunità e trasformarle in quanto di meglio potevate ottenere. Adesso arriveranno le conferme, le soddisfazioni. Fortunatamente Giove renderà tutto più positivo, bello ed espansivo. Attenzione perché dipenderà da voi e di come affronterete le prossime scelte. Osate laddove vedrete chiaro, non eccedete nelle grandi rivoluzioni e se così non fosse cercate di prendervi sin dall'inizio le vostre responsabilità. Se deciderete di radere al suolo quello che avete fino a questo momento costruito, siate consapevoli che il lavoro che ci vorrà per risorgere sarà immane e non ci sarà tempo per pentirsene. Gemelli. Un'altra settimana stressante, calo fisico. 1000 impegni, niente fila liscio. Fortunatamente siete sempre quelli che riescono a cadere sempre in piedi. Basta che mettete in atto qualche strategia personale e subito eccovi pronti a risalirete la china. Il Sole si oppone e entra nel segno del Sagittario. La prima parte della settimana vi vedrà più tranquilli per quello che riguarderà la vostra salute e questo già vi darà allegria e ottimismo. Per quanto riguarderà la sfera affettiva bisognerà aspettare gli effetti di Venere, dopodiché i giochi dell'amore verranno rifatti e qualche rivincita vi aspetta con la relativa ricompensa. Cancro. Niente accade per caso, questo è risaputo per chi ci vuole credere e voi siete tra quelli che sentono che ogni segnale deve essere preso come un cenno del destino. Lunedì sarà un giorno convulso, non mancheranno le discussioni in famiglia, una specie di rivoluzione. Tutti contro tutti e a quel punto seguirete il vostro istinto che spesso non vi abbandona mai. Vi defilerete da ogni discussione e vi sentirete già meglio. Insomma, un momento dove non sarà difficile andare in tilt e questa volta. Previgenti opterete per disertare da ogni discussione anche se vi interesserà personalmente. Ci guadagnerete in salute e chissà potreste anche uscirne vincitori. La settimana non si distaccherà molto da un lunedì di fuoco, ma la sorpresa arriverà nel weekend. Un segnale, come dicevo prima. Una rivelazione in amore vi sorprenderà, starà a voi prenderla in maniera positiva o negativa. Sarà un cenno del destino a indicarvi la strada migliore. Seguitelo perché sarà l'unico modo per trovare una risposta a qualcosa di veramente forte e conturbante. Leone. Un'altra settimana di buoni risultati ma anche di grandi lotte. Se non siete gli assoluti protagonisti e dominatori della scena, difficilmente vi acquietate. Forti di quel vostro modo coraggioso di affrontare la vita, siete sempre pronti a combattere. Vi piace stare in prima linea e guardare sempre l'avversario in faccia, ma non sempre potete sperare per il meglio. Sarà un osso duro che non si arrenderà facilmente, ma voi sarete sempre pronti a cambiare strategia. Più caparbi che mai siete destinati a conquistare il podio. Molti leoni in prossimità della chiusura dell'anno pianificheranno o rivoluzioneranno totalmente l'aspetto lavorativo. Con Venere in ottimo aspetto, saranno particolarmente favoriti chi è in cerca di lavoro. Datevi da fare e battete il ferro che è caldo. Favorita la sfera sentimentale. Ottime le opportunità per chiarire un alterco. Evitate di trascinarvelo a fine settimana, sarà tutto più in salita. Vergine. Non siate dal litigio facile e soprattutto non accanitevi con i vostri figli. Le intenzioni di essere genitori tutti di un pezzo le avete e si vede da lontano, ma in certi casi e, secondo le situazioni, non potete essere troppo rigidi nei confronti di chi ne avete la responsabilità.
quindi aspettate e fate scemare le tensioni generazionali tra figli e genitori, mettete in pratica quelli che siete veramente mamme o papà premurosi e accondiscendenti, otterrete quello che desiderate da tempo e che vi renderà felici e gratificati, grazie a questo nuovo modo di fare. Giove in Toro dà benessere fisico e mentale. A fine settimana organizzatevi un viaggio di piacere con le persone care e vi ritemprerete. Bilancia. Cari Bilancia, questa non si potrà definire una settimana, no, ma sarà meglio puntare fino il giovedì se avete in sospeso una faccenda di cuore da dover definire. Venere vi darà una mano anche nei casi più disperati. Le crisi non spariranno del tutto, ma molte coppie troveranno un accordo propositivo e altre decideranno per il bene della stessa. Non mancheranno promesse e responsabilità. Il partner non vorrà fare più anticamera e voi dovrete, se interessati, dare qualche conferma in più. Diversamente il fine settimana riservatevelo per le faccende personali, la casa, lo sport e gli hobby, e se qualcuno avrà del lavoro arretrato da mettere a pari, chiudetevi in casa e portatelo a compimento, arriva il nuovo anno e non dovrete lasciare nulla in sospeso. Scorpione. Siete pieni di iniziative, sentite il bisogno di migliorare la vostra attuale condizione sia essa privata o professionale. Sarete avvantaggiati da 1000 eventi favorevoli, molti dei quali dovranno essere colti al volo senza esitare. Le sfide che arriveranno dovranno essere considerate come delle opportunità e sarà il caso di non farsene scappare nemmeno una, perché tra tante ci sarà quella che rivoluzionerà la situazione e lo stato attuale dei vostri risultati. Sempre più propositivi i vantaggi che arriveranno da nuove collaborazioni, saranno figure imponenti di un certo spessore e soprattutto l'aspetto che bisognerà prendere in considerazione sarà quello personale. Il buon risultato sarà determinato anche dall'etica morale rispettata da entrambi. Favoriti gli investimenti e a fine settimana anche un affare sarà imponente e danaroso. Il settore su cui puntare sarà quello immobiliare, anche una località lontana non dovrà essere scartata a priori. Sagittario. Auguri Sagittario, il sole entra nel segno e ne determinerà il vostro compleanno, la vostra rinascita. Passiamo all'oroscopo della settimana che vi vede impegnati più che mai. Niente e nessuno potrà mai distrarvi dal vostro obiettivo di fine anno. Adesso le idee arriveranno a raffica e tutte eccezionali. Siete stati scelti perché siete efficienti, loquaci, svegli e ottimisti. Siete sempre quelli che non dicono mai di no e non si arrestano neanche davanti agli ostacoli più insormontabili. La classe non è acqua e voi sapete vendervi bene e soprattutto date sempre l'impressione di sicurezza e affidabilità. Un nuovo programma vi metterà in crisi perché penserete di non farcela nel portarlo a compimento prima della fine dell'anno. I tempi stretti vi inibiscono ma il successo vi inebria. Non ci sarà da tentennare su una scelta. Sarete supportati dalla luna che rende stimabili, interessanti e ricchi di vincitori della vita. Siete per molti dei punti di riferimento insostituibili. Questa settimana sarà favorita per il settore finanziario, l'economia e per gli affari che finalmente prenderanno una certa consistenza. A fine settimana un colpo di fortuna. Capricorno. Un bel momento, una settimana ricca di propositi, ottimi pronostici per il prossimo anno, fari puntati sull'amore che sarà florido, stabile e duraturo. La carriera aumenterà le finanze e soddisferà i vostri più grandi e assopiti desideri. Voglia di divertirsi e di mangiare bene. Non mancheranno le prese di posizione e il successo come ricompensa, sacrificio, lavoro ma anche grandi possibilità di allargare orizzonti vecchi e nuovi. In questa settimana sentirete il bisogno di accontentare anche il vostro spirito, accrescendo la conoscenza con l'arte e la musica, la pittura, la danza. Vi sfiorerà un'idea, quella di voler approfondire una disciplina per la vostra anima, qualcosa di nuovo che realizzi i vostri sogni in piacevole realtà. Acquario. Un'amicizia si trasformerà in amore, non ve lo sareste mai aspettato o forse non avete mai avuto l'impressione che chi da qualche tempo non faceva altro che dimostrare un certo assiduo interesse nei vostri confronti adesso non ce la farà più e troverà il coraggio per farsi avanti. Preparatevi ad affrontare la piacevole situazione che vi verrà incontro e non mettete limiti alla provvidenza. Se recepirete l'evento come una tegola in testa, allora vorrà dire che spesso siete troppo poco smaliziati. Ecco spiegati certi comportamenti. Finito il disincanto, riflettete sul come comportarvi. A fine settimana sarete soddisfatti di certi risultati ottenuti e con vostra grande riacquistata autostima vi proietterete sicuri verso un nuovo periodo propositivo che vi attende. Pesci. Non cercate scuse, non sarà poi tutta colpa di Saturno. Non fate i soliti, anzi ringraziate il concreto pianeta. Non confondetevi, anche se sarà solo apparenza, lo sapete bene. Fumo negli occhi per inibire l'avversario. State attenti a non dare l'impressione diversa di quello siete realmente, altro che fragili e insicuri.
Siete delle rocce marmoree e adesso sarà proprio Marte a darvi azione e forza. Lasciatevi prendere dall'ambizione e sfoderate la grinta. Non esagerate nelle scelte e negli obiettivi. Soprattutto questo varrà per il settore professionale. E cercate di non eccedere negli impegni. Dovranno essere pochi ma buoni. Siete in una fase di rinnovamento o forse sarebbe meglio dire siete pronti per essere quelli che sentite di essere nel più profondo della vostra anima. Un po' sui generis. Non sarà facile tenervi testa. Nettuno si avvicina e vi farà sentire divini. Ma nei fatti non dovrete essere tali. Quindi mantenete un giusto equilibrio, sarà l'arma vincente.